Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo davanti al municipio appunto di Portoviro perché c'è il sit-in dei dipendenti della piscina comunale. Dopo l'incontro davanti alla piscina della settimana scorsa, poi l'incontro di sabato, ecco, la piscina in ogni caso è chiusa al pubblico, è presente in questa giornata anche il vice sindaco di Portoviro e sentiamo appunto i protagonisti. Siamo qui per chiedere aiuto al comune in quanto dopo quel piccolo gesto di appendere le cuffie non abbiamo letto nessuna notizia sui giornali da parte del comune e quindi siamo venuti qua davanti fisicamente per chiedere aiuto in quanto la situazione è ancora la stessa, la piscina è chiusa, chiediamo al comune un gesto, una comunicazione, un qualche cosa per farci capire la concreta volontà di riaprire l'impianto natatorio, di mantenerlo aperto e di attuare un percorso di comunicazione con i cittadini o con la gestione o con altre gestioni, con chi volete, per arrivare a dei concordati per risolvere questa problematica, perché l'impianto di Portoviro non rimanga chiuso. La presenza del vice sindaco ci conforta, però ci conforterebbe molto di più avere delle comunicazioni ufficiali che è stato avviato un tavolo di trattative o di concertazioni con vari enti addetti a risolvere questi problemi. La Sport Service noi sappiamo che sta mantenendo ancora in stand-by l'impianto. Cosa vuol dire? Che perché l'acqua sia fruibile e quindi i livelli igienici, clorazione eccetera, siano ottimali e sia fruibile in brevissimo tempo, sta mantenendo ancora l'impianto in stand-by, il che significa costi ogni giorno, 1.000 euro al giorno di costi, paga il personale che va ad attivare le pompe, a spegnere le pompe, a clorare, non clorare. Se si dovesse chiudere tutto, questo implicherebbe che per riaprire ci vogliono 20 giorni, un mese, perché devi svuotare la piscina e riempirla e quindi buttare via quell'acqua lì. Quindi questo a noi è risultato un segnale positivo, stanno tenendo in stand-by in attesa di notizie positive per riaprire il prima possibile. I collaboratori della piscina sono venuti sabato mattina e con il sindaco abbiamo scambiato un po' di vedute per il presente e per il futuro della nostra piscina. Siamo preoccupati, chiaramente comprendiamo che la piscina, oltre che essere a servizio di tante cose, di tanti benefici, è anche una fonte di lavoro, quindi sono venuti praticamente i dipendenti. Abbiamo detto che nessun sindaco, nessun vice sindaco, nessun assessore vuole chiudere la piscina, anche se ultimamente voi problemi Covid e quindi spese aumentate, gestire una piscina è difficile, molto difficile. Questo lo diciamo perché il fenomeno si sta un po' espandendo, dove ci sono piscine, ahimè ci sono problemi di gestione. In particolare la nostra piscina, dico la nostra, ha qualche problema probabilmente in più, i gestori hanno un dialogo con noi, a volte un dialogo non è facile, però stiamo lavorando affinché il dialogo continui e si possa arrivare ad una soluzione positiva di riapertura. Cosa è stato fatto in questo periodo, che è stato anche detto ai lavoratori? È stato chiesto, come da contratto, di riaprire la piscina, quindi abbiamo scritto a Sport Service di riaprire la piscina, e come contratto, e abbiamo chiesto anche di formularci un piano economico sostenibile, futuribile, per poter così portare in consiglio comunale e riprendere il funzionamento della piscina. Problemi ci sono, però stiamo valutando tutto ciò che è possibile valutare per arrivare a una conclusione positiva. Quindi il piano economico deve essere un piano sostenibile e soprattutto che il comune possa accettare nella massima legalità.